Altri 14 secondi per andare al tiro per la De Longhi, il lavoro di Nikolic in palleggio, cambio difensivo rimane contro Brandt, ancora Nikolic, il suo crossover si alza dalla punta, Nikolic! Tiro da 2 punti, doppio ferro anche per lui e allora Pistoia ci riprova, immediatamente ci riesce, i primi 3 punti dell'Oriora sono marcati Terran Petway, più 11 per la formazione bianco-blu, ricezione di Brandt sotto canestro. Si torna sotto canestro da Severini che può provare a sfruttare il suo fisico contro D'Ercole, c'è poi un raddoppio difensivo sbagliato. Difficilmente la formazione di Menetti decide di accelerare, si torna sotto canestro da Tessitori, gran palla per il taglio di Severini che appoggia. Palla schiacciata a terra per Fotu contro Brandt, prova in avvicinamento il neozelandese che va con il semigancio, gran bel modo di mettersi a referto e di lasciar passare più tempo possibile sul cronometro della partita e dei 24, lo scarico di Vietti ancora nell'angolo per Logan che rimane contro Johnson, la sua tripla difficilissima di David Logan, ma quello è David Logan, canestro di difficoltà incredibile per lui e Pistoia trova da metà campo la tripla sulla sirena che dovrebbe essere valida. Servito da Auder, poi Petway, gran palla schiacciata a terra per Justin Johnson, il suo taglio backdoor per Pistoia che può decisamente riavvicinarsi a Treviso, può provare a piazzare anche un mini break, ci prova con Terran Petway, la sua tripla da lontanissimo a segno. Quasi con un fraintendimento su chi fosse la palla di D'Ercole tra Brandt e Johnson, proprio D'Ercole cerca di difendere su Logan, non ne ha però le possibilità perché è velocissima. Partenza di Petway lungo che si prende la linea di fondo, riapre per D'Ercole, la tripla di Lorenzo D'Ercole. Eccellente la sua partita, proprio Nikolic va da Severini, palla per Parks che si prende la linea di fondo, pare lanciare l'azione dei suoi con il tentativo di andare davanti, gran lavoro di Uglietti in recupero, poi Severini nell'angolo da Logan che non ci pensa, spara e segna da 3 punti, ancora e sempre David Logan per la De Longhi Treviso, report della Lega Basket, la ricezione di Landi, poi Petway fronteggiato proprio da Severini, lo batte Petway, alza la parabola per l'inchiodata a 2 mani. Logan va a portare il blocco Brandt, rimane chilo su di lui, lo attacca e lo batte Daudel che arriva fino in fondo, alza la parabola, sbaglia la conclusione e suona la sirena del 40° minuto che decreta la prima vittoria nella storia della società Universo Treviso Basket, marchiata De Longhi.